Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Auguri ovviamente a tutte le donne per l'8 marzo. Per noi la festa delle donne è tutti i giorni, ne parliamo anche oggi, ma siamo contrari a una festa canonica solo l'8 marzo. La donna va rispettata e considerata tutti i giorni e a tutti i livelli. C'è il Presidente della Repubblica, tra l'altro, che è in diretta, sta parlando delle donne, sentiamo il suo discorso. Per fare il punto sulla condizione femminile nel nostro Paese, in Europa e nel mondo. Ne emerge la convinzione che la strada per il raggiungimento di una parità effettiva, costituita con pienezza di diritti e di opportunità, sia ancora lunga e presenti tuttora difficoltà. Ma vi si aggiunge la certezza che questa strada va percorsa con il massimo di determinazione, perché dalla condizione generale della donna in ogni parte del mondo dipende la qualità della vita e il futuro stesso di ogni società. Non può esservi vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini. Ringrazio chi ha contribuito a rendere questo 8 marzo al Quirinale incisivo e partecipato. Anzitutto le nostre ospiti straniere, Legata Shakori e Farzan Nawabi. Desidero dir loro che l'Italia, che le ha accolte, condivide e incoraggia il loro impegno e farà di tutto nelle sedi internazionali per sostenere le donne che esigono qualità di vita e libertà. Allora, è proprio nella giornata della donna, clamoroso in Consiglio regionale a Venezia, il consigliere regionale Gio Formaggio accusato di molestie da parte di una collega della Lega, Milena Cecchetto. Avremo Formaggio al telefono tra pochissimo, ma intanto sentiamo le reazioni in Consiglio regionale da Filippo Fois. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. In questo momento in cui parliamo ancora non è arrivato alcun consigliere, inizieranno ad arrivare nel primo pomeriggio, però le reazioni ci sono già. Innanzitutto vi diamo notizia di un comunicato congiunto sottoscritto da tutte le consigliere regionali del gruppo Lega Liga Veneta, nel quale si esprime piena e totale solidarietà alla consigliera Cecchetto per il fatto che ha denunciato. Secondariamente noi siamo venuti a conoscenza del fatto che il Presidente del Consiglio Ciambetti, il Presidente del Consiglio regionale, quindi dell'Assemblea, Roberto Ciambetti, che in questo momento si trova a Bruxelles per una missione diplomatica, con tutta probabilità rinuncerà a un incontro col Ministro Calderoli che doveva tenersi a Roma domani per rientrare a Venezia e convocare un Consiglio di Presidenza che analizzerà per l'appunto quanto è accaduto Filippo, ti interrompo. Per cui diciamo che ti interrompo un attimo perché abbiamo al telefono Formaggio, stai lì che ti ridò la linea tra pochissimo. Sì. Allora buongiorno Formaggio, certo, buongiorno, un caso di cui si sta parlando su tutti i giornali online, su tutte le radio e le televisioni, perché è un'accusa di molestia, tra l'altro oggi giorno della donna è qualcosa di inedito, soprattutto per quanto riguarda una molestia che sarebbe stata fatta nei confronti di una collega della stessa coalizione, no? C'è anche questo particolare. Lei smentisce tutto, dice che sono tutte accuse false? Nel senso, ieri, buongiorno a tutti intanto. Buongiorno. Ieri, in pratica, verso la fine del Consiglio, eravamo lì in buvette, ma stavamo scherzando e ridendo come al solito, e c'era anche il segretario generale, nel senso l'ha riportato nei giornali. Abbiamo fatto delle battute eccetera, poi ci siamo salutati come al solito e abbiamo detto ci vediamo domani. Poi non so cosa abbiano travisato, cosa abbiano visto, però no, è stata come al solito,
insomma, con la Milena sono 14 anni che facciamo politica assieme come fosse mia sorella. Infatti io sono caduto dalle nuvole quando i giornalisti mi hanno chiamato. Cioè, hanno parlato una manata nel sedere, che non è assolutamente vero, insomma, non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, direttore, neanche dopo morto. E la spinta dal bracciolo del divano, no? Ha detto, no? Le ha dato una spinta. Gli ho dato una spinta, ma come per dire spostati che mi siedo io, ma stavamo chiacchierando e ridendo e lì c'era anche il segretario generale. Adesso io ho provato a chiamarla, non sono riuscito a parlargli, però da lì a una palpata nel sedere, insomma, la strada è lunghissima, direttore. Ma secondo lei, però, per quale motivo un esponente di un partito che oltretutto fa parte della sua coalizione arriva a denunciare una molestia che non c'è stata? Cioè, sarebbe un fatto gravissimo, no? No, ma nel senso, direttore, allora, stavamo chiacchierando e scherzando e ridendo come al solito, non so cosa, veramente non riesco a capire, avrei piacere anche di parlargli e di sentire la cosa, perché insomma... Ecco, scusi, la festa della donna che scoppia una roba del genere. Cioè, senta Formaggio, ma sul momento la consigliera della Lega ha protestato, ha manifestato stupore, sconcerto? Ci siamo salutati dicendo che ci vedevamo il giorno dopo, oggi. Quindi non c'è stata una reazione da parte di Milena Cecchetto nell'immediato? Direttore, eravamo in mezzo alla gente, ma si figuri, c'era il direttore generale della Regione, Valente, che infatti ha riportato anche lui, ma non c'è stato niente, a parte che Gio Formaggio ingombrante ha spostato la Cecchetto mandandola seduta nel divano e lui si è seduto nel bracciolo, e poi stavamo scherzando su un discorso che gli avrei regalato un cane perché il papà ha problemi di vista e doveva operarsi, una roba del genere, stavamo scherzando, e infatti il direttore ha anche detto la battuta è stata brutta da quel punto di vista lì, ma da lì a molestie o a cose, ma neanche verbali. Se ne occuperà il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti. Lei che cosa si aspetta dei provvedimenti? È già stato al centro Gio Formaggio di vicende tipo quella del discorso sulle drag queen in Consiglio regionale, poi la questione delle armi, la fotografia con il mitra. Io ho la coscienza pulita e anche perché non c'è stata una reazione dopo. Non riesco a capire che film possano essersi fatti, anche perché le dico, devo ancora parlare. Ieri sera ho chiamato Ciambetti, ho chiamato Valente, il direttore generale mi ha detto: caro Gio Formaggio, qualcuno qua ti vuole male. Ma da qua a molestie capisce bene che lungi da me dal toccare. No, certo, è un'accusa. Ci siamo salutati e baciati come al solito. Sì, è un'accusa. Come quando uno, ma le ripeto, sono 14 anni che facciamo politica assieme. Certo. Senta, e quindi lei la Cecchetto ha provato a sentirla, a parlarla? Gli ho mandato un paio di messaggi, ma dopo giustamente mi ha detto non risponde a nessuno, nel senso voglio parlargli perché non capisco questa cosa qua, anche perché le ripeto, non ho fatto nulla che possa essere una molestia. Quello certo. Non so, avrà avuto le scatole girate, chi era lì avrà travisato la spinta perché mi sono seduto al posto suo, eccetera, ma insomma c'erano altre persone lì e non sono successe scenate, quello voglio dire. Sì, senta, adesso le opposizioni ovviamente reagiranno. Lei cosa si aspetta da questo punto di vista sul versante proprio strettamente politico? Direttore, io sono tranquillo perché so di non aver fatto nulla contro nessuno.
sentirò, nel senso ne ho passate tante di bufere, però questa non è una roba che mi appartiene. Se uno mi dice Gio Formaggio contro i Rom, Gio Formaggio questo qua, però non mi sarei mai permesso di severe a una collega, ma davanti al direttore generale poi, no? Sì, la Cecchetto tra l'altro ha detto: sappiamo che Gio Formaggio è esuberante ma si è superato ogni limite, quindi questa è una frase che... Ma io avrei piacere di parlargli. Certo, credo che ne avrete prima, modo. Nel senso, sentire, non so, magari non rumore, ma le ripeto, ci siamo lasciati ridendo e scherzando. Sì. Ho capito. Formaggio, grazie molte, grazie per averci raccontato che cosa è successo, ovviamente la sua versione, poi ci sarà un confronto, ci sarà un'inchiesta del Presidente Ciambetti. Spero ci sia un confronto a me, insomma. Certo. Sono qua. Certamente. Poi può darsi che riusciremo, cioè Filippo Foisi in Consiglio regionale, vedremo anche di ricollegarci eventualmente più avanti se ci saranno novità. Grazie Formaggio, grazie molto. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Gio Formaggio, spesso ospite di Focus. Oggi è una giornata importante per la cronaca, perché ad Anguillara Veneta si sono svolti i funerali di Valerio Buoso, il pensionato che è morto, come sapete, nel Gorzone, annegato dopo essere precipitato con la sua auto, e nel pomeriggio si sono svolti i funerali di Buoso. Nel pomeriggio invece ci saranno i funerali dell'agente di polizia che ha tentato inutilmente di salvarlo. Sono stati trovati abbracciati, probabilmente è stato proprio l'estremo tentativo dell'agente di polizia di riportarlo in superficie. Purtroppo sono annegati entrambi, quindi alle 15:30 avremo la diretta. Intanto, in attesa di collegarci con Anguillara, torniamo da Filippo Foisi per sapere se nel frattempo ci sono state altre reazioni, se hai sentito qualche commento. Formaggio, come hai sentito, Filippo si discolpa, dice di essere completamente estraneo ad accuse di quella gravità, cioè di molestie. Sì, infatti, però c'è da dire che naturalmente, come giustamente facevi notare il tuo direttore, si tratta tra l'altro di due grossi partiti della coalizione che governa la regione, e da questo punto di vista, come abbiamo dato notizia poco fa, le donne del gruppo consiliare della Lega Nord, Liga Veneta, hanno già preso posizione esprimendo totale solidarietà alla loro collega. C'è poi da dire, per quello che riguarda, visto che si parlava di quali potessero essere le conseguenze di questo gesto, noi ci siamo un po' informati. Effettivamente nel regolamento del Consiglio regionale, che è quello che sono chiamati a far rispettare Ciambetti e il Consiglio di Presidenza, non è prevista la fattispecie che è stata denunciata, però ci hanno detto che potrebbe avvenire un'interpretazione, per così dire, estensiva dei provvedimenti che si prendono quando ci sono delle interperanze piuttosto vivaci in aula. Grazie molte, grazie. Ma più tardi eventualmente, se avrai degli aggiornamenti da fare. Andiamo sulla cronaca nera, l'omicidio del Bacchiglione. Ve ne abbiamo dato conto ieri e l'altro ieri, un nordafricano che era stato trovato morto, galleggiava su questo corso d'acqua, poi in realtà si è visto che riportava delle ferite d'arma da taglio, e quindi sono partite le indagini. È un delitto maturato nel mondo dello spaccio e della prostituzione. Vediamo. Potrebbe essere stato aggredito da più persone il 39enne tunisino, ucciso domenica lungo la riva del Bacchiglione a Brusegana, sul lungargine Buschetto. Le numerose coltellate, una decina, che lo hanno raggiunto nell'area del cuore, oltre che sul collo, farebbero propendere gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal PM Sergio Dini per questa ipotesi, nell'ambito di un regolamento di conti nel mondo della droga. Nel frattempo il sostituto procuratore ha affidato l'incarico per l'autopsia, che sarà eseguita domani pomeriggio
con l'esame tossicologico. Un esame da cui gli inquirenti attendono molte risposte. Il corpo del tunisino 39enne è stato recuperato intorno a mezzogiorno. Di sicuro l'uomo ha tentato di difendersi dall'aggressione, forse potrebbe essere stato trattenuto da qualcuno, come testimoniano i tagli su avambracci e mani. La vittima è stata identificata dalla polizia, che per ora preferisce non divulgarne l'identità. Abitava in città e aveva diversi precedenti al suo carico, anche per spaccio di droga. E questo era il caso del delitto del Bacchiglione. Andiamo ai funerali di Giorgio Miatello. Si aggrava la posizione della figlia Diletta, perché Giorgio Miatello era sposato con una donna che è stata aggredita, appunto si suppone dalla figlia, che è stata arrestata, e la donna è morta già diversi giorni fa e il marito è purtroppo deceduto successivamente. Vediamo. A 2 mesi dal funerale della moglie Mariangela Sarto, venerdì ci sarà l'ultimo saluto anche per Giorgio Miatello alle 15:30 nel Duomo di San Martino di Lupari. Nell'epigrafe che annuncia il decesso e il funerale dell'89enne da parte dei parenti non c'è scritto il nome della figlia Diletta. Capitò la stessa cosa in occasione delle esequie alla moglie. Diletta Miatello è trattenuta in carcere a Verona accusata di omicidio volontario della mamma. Giorgio Miatello è spirato a causa di una crisi respiratoria in una struttura sanitaria. Il dato è emerso dall'autopsia disposta dal pubblico ministero Marco Brusegan della Procura di Padova. Dopo il funerale, l'anziano verrà cremato e le ceneri tumulate nel cimitero di Fontaniva, vicino a quelle della moglie Mariangela. Tragico incidente ieri, una collisione in volo tra 2 aerei che sono poi precipitati a Guidonia. I 2 piloti hanno perso la vita, uno dei Top Gun era originario di Legnago nel Veronese. Tragedia nei cieli sopra Guidonia, alle porte di Roma. 2 aerei, SIAE Marchetti 208 dell'Aeronautica Militare, appartenenti al 60° stormo, si sono scontrati per cause ancora da chiarire mentre sorvolavano l'area pochi minuti prima della fine del volo. I velivoli erano impegnati insieme ad altri 2 aerei in una esercitazione quando sarebbero entrati in contatto e poi precipitati. I 2 piloti sono riusciti ad evitare l'impatto con le vicine abitazioni. Un aereo è finito su un prato accanto all'aeroporto, il secondo, U-208, è atterrato su una strada evitando le case. Dopo lo schianto è esploso, 2 i condomini evacuati. Le vittime sono il maggiore Marco Meneghello, 46 anni, di Legnago in provincia di Verona, e il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni, originario di Taranto, entrambi istruttori appartenenti al 60° stormo di Guidonia. Drammatiche le immagini postate sui social che mostrano gli attimi immediatamente successivi allo schianto. La procura avvierà un'indagine per ricostruire quanto accaduto, accertamenti anche da parte dell'ispettorato dell'aeronautica trattandosi di velivoli militari. Il maggiore Marco Meneghello era nato a Legnago nell'agosto 77, era entrato in aeronautica militare nel 99 con il 119° corso allievo ufficiale pilota di completamento. Al 60° stormo di Guidonia era pilota istruttore, aveva all'attivo 2600 ore di volo effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali. La morte dei 2 piloti dell'aeronautica militare ci riempie di dolore. A nome del governo esprimo profonde condoglianze e vicinanza alle famiglie e ai colleghi. A loro vanno le nostre preghiere, scrive in un tweet la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e maggiore Marco Meneghello. La loro scomparsa rappresenta un profondo dolore per la grande famiglia della Difesa, che perde 2 fedeli servitori del paese. Cieli blu. Il messaggio affidato ad un post sulla pagina Facebook del Ministero della Difesa. Toccante poi l'ultimo messaggio agli amici e colleghi da parte dell'Aeronautica Militare, postando la foto insieme dei 2 pochi istanti prima di alzarsi in volo. Giuseppe e Marco, vogliamo ricordarvi così, con i vostri volti sorridenti, appassionati del volo e entusiasti del vostro lavoro. Avete trasmesso i valori dell'aeronautica militare a migliaia di giovani in tutta Italia che sicuramente avranno un pensiero per voi. Ancora una volta la nostra grande famiglia è costretta a fare i conti con un devastante dolore. Giuseppe e Marco non erano solo nostri colleghi, erano nostri fratelli. Il capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l'aeronautica militare, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio alla famiglia dei 2 piloti. Ciao Giuseppe, ciao Marco, volerete per sempre in ala con noi.
Servizio di Francesca Bozza. Adesso andiamo ad Oderzo in diretta da Christian Arboit perché si stanno preparando i funerali congiunti delle due amiche morte nell'incidente spaventoso di Gorgo al Monticano. A te la linea Christian. Sì, direttore, buongiorno da Oderzo con Renato Capoia. Questa mattina Monsignor Bazzichetto, parroco del Duomo qui di Oderzo, ha incontrato i familiari, ovviamente in forma riservata, delle due ragazze rimaste uccise tra sabato e domenica notte in via Sant'Antonino a Gorgo al Monticano. Quindi i familiari di Barbara Brotto, in particolare la mamma Gabriella, e i familiari di Eralda Spaillari di Ponte di Piave, perché appunto le esequie saranno in forma congiunta. L'addio quindi a queste due giovanissime sarà in forma collettiva proprio qui a Oderzo, dove le ragazze erano molto conosciute, avevano frequentato le scuole, frequentavano la piazza, erano ben inserite e da tutti vengono descritte come appunto delle giovani solari, uniche e sensibili. Chiaramente c'è un'inchiesta in corso, un'inchiesta che ogni giorno si arricchisce di nuovi particolari, di nuovi dettagli, anche perché la dinamica è tutta da chiarire. C'erano queste due auto, la BMW dove si trovavano le due ragazze con i rispettivi compagni e una Polo condotta da un altro amico sulla quale viaggiavano altri amici, un amico 18enne di Annone Veneto che ora si trova indagato a sua volta. L'ipotesi è quella di omicidio stradale. Questa Polo che poi si è allontanata nella notte, però la Polo sul luogo della collisione c'era e lo dimostra anche il ritrovamento di cui abbiamo parlato ieri sera nei nostri telegiornali di uno specchietto retrovisore a terra, quindi una situazione anche molto complicata dal punto di vista giudiziario. Restano però poi le parole affidate a una nota della mamma di Barbara Brotto, Gabriella, che parla della figlia come di una ragazza molto sensibile. Lei dice: sono straziata, la mia vita non sarà più la stessa, e ha consentito la donazione degli organi. Quindi Barbara Brotto, 17 anni, donerà gli organi. Anche questo non è un dettaglio, è l'estremo atto di generosità di questa giovane ragazza. Mamma Gabriella che invita anche a pregare e a stringersi attorno alle famiglie dei due ragazzi che ora si trovano gravi in ospedale, uno all'ospedale di Treviso, l'altro all'ospedale di Mestre. Oggi a Oderzo è giorno di mercato, ma ci si interroga su quanto successo sabato notte a Gorgo al Monticano. Tanti commercianti oggi sono proprio della zona. Lei, se non sbaglio, è di Oderzo. Di Oderzo, sì. Ecco, e che cosa si prova di fronte a queste tragedie? Questa è una grave disgrazia, diciamo. E avevamo sentito all'inizio che era successo questa disgrazia nel Trevigiano, ma non sapevamo che era qui a Mota di Livenza, insomma. Poi ho sentito che è una ragazzina di Rustignè che ha 17 anni, no? Certo. Piccola. E comunque quella strada lì, anche mio figlio che va a giocare a basket a Motta, è una strada molto stretta e pericolosa, e c'è il limite di 50 all'ora. Dopo un ragazzo di 19 anni con un BMW del genere, non lo so se poteva neanche guidarlo, insomma, tutto là. Anche su questo ci sono degli accertamenti in corso, la cautela è d'obbligo, però le domande sono tante. Lei da padre se ne sta ponendo tante di domande. Dispiace, perché perdere figli a quell'età lì è molto grave, insomma. Poi restiamo male noi come genitori, anche se non conoscevamo le persone, insomma. Dopo io ho i figli abbastanza grandi, però hanno Però resta tanto amaro in bocca, resta esatto. un dolore collettivo. Grazie davvero. Come ti dicevo, direttore, ci sono tanti commenti, tante reazioni. Qui insomma sì, sono commercianti ambulanti, ma sono tutti della zona. Lei, se non sbaglio, è di Motta di Livenza. Motta di Livenza, sì, buongiorno. Anche lei è rimasto sconvolto? Sconvoltissimo, sì, non conosco i ragazzi, però mi dispiace molto. È una tragedia che sì, non si spiega, ecco.
Ma ecco, questa zona è particolarmente colpita da incidenti stradali, la zona dello Pitergino, della Marca orientale, il Veneto orientale. Diciamo che tutte le città succedono queste cose, perché non è solo il Veneto, bisogna stare attenti e basta. Sì, mi dispiace molto per i familiari, per tutti i ragazzi, conoscevo di vista così i ragazzi, basta. Li conosceva quindi? Di vista, sapevo dove lavoravano e basta. I ragazzi erano? Bravi, sono ragazzi giovani, sono giovani, come tutti i giovani. Sì, mi dispiace molto. Quindi adesso chiaramente si prega anche per questi ragazzi. Certo, che... soprattutto. Grazie a voi. Lei signora? Franco di Motta di Livenza. Motta di Livenza. Grazie. Direttore, forse abbiamo anche un'altra commerciante della zona, perché questa mattina al mercato ovviamente non si è parlato d'altro, perché è chiaro, c'è un'inchiesta in corso, ma ci sono tanti dubbi proprio anche umani su questi ragazzi, su questo stillicidio di incidenti che sta interessando il Veneto, la Marca trevigiana. Lei, signora, è del posto, di dov'è? Sì, io sono di Motta di Livenza. E quando ha saputo di questa notizia domenica mattina? Io da mamma il primo pensiero è stato quello di pensare alla mamma, sia delle ragazze ma anche dei ragazzi, perché una cosa così sconvolge. Non ci si dà dare una spiegazione, sono giovani, magari non si rendono conto, accelerano senza rendersi conto, però quando succedono queste cose non ci sono parole, non riesco a dirti altro. Secondo lei bisognerebbe intervenire a livello educativo in questi giorni nelle scuole di Oderzo? Se ne sta parlando, tanti docenti stanno tirando fuori l'argomento. Sicuramente. Poi bisognerebbe anche non dare certe macchine in mano a ragazzi che sono appena neopatentati. Mi dispiace dire questo perché potrei essere la mamma e il papà del ragazzo, però una macchina così potente in mano a un ragazzo così giovane può essere più bravo di me a guidare, però è giovane, è un neopatentato. Ma non voglio puntare il dito perché so che il dolore è grande anche da parte di loro, sicuramente. Grazie signora, grazie davvero. Ovviamente, direttore, una commozione comprensibile. Tra l'altro in via Sant'Antonino, luogo della strage, continua a esserci un via vai di amici, bigliettini, le due ragazze vengono ricordate nella loro semplicità e nella loro freschezza, nella loro giovinezza. Non potrebbe essere altrimenti. Resta grave il ragazzo ricoverato a Treviso in via di miglioramento, il ragazzo invece Daniel che si trova all'ospedale all'Angelo di Mestre. Da Oderzo con Renato Capoia, direttore, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit. Andiamo avanti con la cronaca nera da Treviso. Un autista della MOM aggredito che ha pensato di licenziarsi e stamattina ha presentato denuncia. Vediamo. Mi ha preso, mi ha buttato dentro il posto di guida, mi ha schiacciato la testa dentro sul finestrino dell'autista e mi diceva fatti gli affari tuoi, pensa a guidare, stai zitto, e c'era anche una signora che gli urlava dietro, ma lui continuava così. Attimi di paura, quelli vissuti dall'autista della MOM aggredito da un minorenne sul bus della linea 1. Questa mattina Sporto denuncia. Ha ancora dolore alla spalla. Il giovanissimo gli ha schiacciato il braccio e la testa contro il vetro, ma la ferita più grande è l'atteggiamento del giovanissimo. Lui, con molta tranquillità, senza correre, è andato via. Cioè, non hanno niente da perdere. Loro sentono che sono impuniti. Il ragazzino a cappuccio in testa aveva già dimostrato una reazione violenta alla fermata del bus agli istituti scolastici di Lancenigo. Ad attendere il pullman tanti studenti. Tutti hanno messi di lato sulla fermata, sull'apposito spazio, mentre c'era un ragazzo di colore che si è messo davanti come di sfida col cappuccio su, e gli ho suonato e all'ultimo momento si è scansato. Mentre passavo ha tirato un pugno nella porta posteriore. Quando è salito l'autista gli ha chiesto spiegazione, ma lui di tutta
risposta si è seduto alzandosi anche il cappuccio del giubbotto. Poi, arrivato in piazza Burchellate, ha iniziato ad urlare, creando panico fra gli altri avventori. In stazione l'autista si è alzato e gli ha chiesto un documento. Il 17enne ha reagito subito violentemente. Il dolore, il segno che mi ha lasciato dentro questo ragazzo, perché questo aveva solo voglia di fare questo per dimostrare alle sue amiche che era forte. Per ora ha preso qualche tempo per riprendersi e riposare, ma la tentazione di mollare è stata grande. Ieri sera ci ho pensato, mentre mia moglie mi ha portato a casa all'ospedale, pensavo di licenziarmi, cambiare lavoro. Porto via scatoloni, ma ho mattoni, ho la patente superiore, però almeno nessuno mi mette le mani addosso. Quando tornerà al lavoro? Ma intanto spero di dormire questa notte. Questa notte l'ho fatta sul divano, ho dormito 3 ore e spero intanto di riprendermi mentalmente. E spero di tornare presto in modo di vedere la vera gente di Treviso. E adesso andiamo in diretta ad Anguillara Veneta, dove c'è Valentina Visentin. Si sono svolti i funerali di Valerio Buoso, il pensionato annegato nel Gorzone, ma vedo nelle immagini la camera ardente dell'agente di polizia che ha tentato di salvarlo. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, lo vedete nelle immagini che sta realizzando in diretta Cristian Roque Allende l'arrivo della bara, del feretro del poliziotto Domenico Zorzino. Un momento di grande commozione qui nella palestra comunale di Anguillara. Il feretro è arrivato pochi minuti fa, scortato dalle moto della Polizia di Stato, subito dietro la moglie e il figlio di Domenico Zorzino, il papà che non ha mai mancato di aiutare i poliziotti quando il feretro è uscito dall'auto. Grande commozione per questa benedizione che sta avvenendo ora nella palestra di Anguillara Veneta. Lo vedete, la bara avvolta nel tricolore con la foto di Domenico Zorzino e i fiori e i poliziotti che fanno il picchetto d'onore. E insieme a Don Giampaolo c'è stato anche il cappellano della Polizia di Stato, Don Ulisse Zaggia, che ha appena benedetto la bara. Adesso vedete che stanno deponendo altre corone di fiori bianchi e anturium verdi in questo momento di grande dolore. Io mi sposto leggermente perché qui c'è tanta commozione e giustamente è un momento di dolore e di silenzio per i familiari di Domenico Zorzino e per la sua seconda famiglia, quella della Polizia di Stato. Alle 15:30 i funerali solenni, quindi pochi minuti prima la bara si sposterà verso la chiesa di Anguillara, dove ci sarà il picchetto d'onore della polizia, alla presenza del capo della polizia Lamberto Giannini, che sarà presente per i funerali solenni. Pochi minuti fa, verso le 11:45, invece si sono conclusi i funerali di Valerio Buoso, l'altra vittima di questa tragedia del Gorzone che ha scosso l'intera comunità di Anguillara. Io vi saluterei mandando le immagini del servizio con i funerali di Valerio Buoso. Grande dolore questa mattina ad Anguillara, un paese che è in lutto cittadino, bandiera a mezz'asta e tutti i negozi chiusi. E io vi saluto e vi mostro le immagini del servizio di funerali di Valerio Buoso. Il lutto e il silenzio rotto dal suono delle campane avvolge la comunità di Anguillara Veneta nel giorno più lungo che inizia con l'addio a Valerio Buoso. È coperta di girasoli la bara di Valerio Buoso, che entra in chiesa accompagnata dal parroco Don Giampaolo Assiso, del cappellano militare Don Ulisse Zaggia, seguiti dalla sua adorata famiglia. Sul sagrato l'omaggio delle moto e delle auto della polizia, con i colleghi di Domenico Zorzino, la gente che non ha esitato a gettarsi nelle fredde acque del Gorzone venerdì per salvare l'anziano, morto con lui in un estremo abbraccio di bene e coraggio. Ricorda chi era Valerio Buoso nell'omelia Don Giampaolo Assiso. Era umile e riservato Valerio, non amava il clamore, amava sua moglie Ada, i figli e gli adorati nipotini. Dava una seconda vita alle cose e aveva l'hobby dei mercatini. La tua famiglia, Valerio, ringrazia ancora quella di Domenico. Commosso il saluto della sindaca Alessandra Buoso. Vogliamo stringerci a voi in un virtuale abbraccio,
come Valerio ha fatto con Domenico negli ultimi istanti della sua vita, oggi e per sempre. Grande l'affetto della figlia di Valerio e dei suoi nipoti. Papà, volevamo darti un ultimo saluto e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Vorremmo poter sentire ancora la tua voce, poterti rimproverare per l'ennesima cianfrusaglia raccattata in qualche mercatino e prenderti in giro per le cose vecchie da sistemare che sistematicamente non sistemavi. Nel nostro cuore sarà sempre vivo il tuo ricordo. Aiuta la mamma ad essere forte. Proteggici da lassù. Buon viaggio, papà. Adesso che te ne sei andato, anche una parte dei nostri cuori se n'è andata con te. Continueremo a ricordarti com'eri, un nonno gentile, simpatico, intelligente e con tanta voglia di aiutare il prossimo. E anche se il tempo proverà a cancellare i ricordi che abbiamo di te, sappi che nulla potrà farci dimenticare quello che sei stato per noi. Ti vogliamo tantissimo bene, nonno, i tuoi nipoti, Alessandro ed Edoardo. E mentre ad Anguillara, attorno alla salma di Domenico Zorzino, Valerio Boso lascia la chiesa del paese dove ha trascorso tutta la sua vita. Servizio di Chiara Gaiani, ci collegheremo con Antenna 3 alle 15:30 in diretta per darvi conto dei funerali di Stato di Domenico Zorzino, l'agente di polizia che ha tentato di salvare il pensionato. Andiamo avanti intanto con la cronaca, vediamo i lavori che procedono a tempo di record nel Bellunese per rimettere in piedi lo storico albergo-ristorante Ponte Serra che era stato distrutto da un incendio l'8 novembre scorso. L'abbraccio e il sostegno di una comunità intera sconvolta da una tragedia inimmaginabile, la caparbietà e la voglia di ricominciare di Davide e Deborah. Il glorioso albergo Ponte Serra Lamon rimesso in piedi a tempo di record dopo il furioso incendio che si sviluppò nella notte dell'8 novembre scorso, qualche ora prima dell'alba. Sembra un miracolo poter rivedere aperte le attività. Sì, veramente, a parte la solidarietà e anche tutti gli enti si sono impegnati veramente nel darci una mano. E i lavori procedono alla grande. Lo scorso 21 gennaio la riapertura del bar, qualche settimana più tardi operativi anche pizzeria e ristorante e oggi si lavora a sprombattuto per ripristinare l'accoglienza degli ospiti nelle camere al primo piano del complesso. Al primo piano procedono speditamente il rifacimento delle camere e a brevissimo inizieranno anche sul secondo piano e sul piano del sottotetto per completare l'opera. Insomma. Quindi è probabile che si possano rivedere aperte le camere del primo piano in tempi brevi? Sì, credo già quest'estate. La struttura, un albergo locanda dell'Ottocento, chiusa per una quarantina d'anni, fu acquistata nel 2017 da Davide Pante, ex assessore di Lamon, e dalla moglie Deborah e riportata agli antichi fasti grazie a sapienti lavori di ristrutturazione. In un lampo, la notte dell'8 novembre, l'impegno e il sacrificio di una vita svaniti nel nulla. Cerchiamo in tutte le maniere di rimuovere quel brutto ricordo perché è un incubo ricorrente e tutte le mattine alle 4 del mattino ci svegliamo di soprassalto credendo di essere ancora su quell'incubo. Però pian piano stiamo girando pagina e vediamo un nuovo sole, un nuovo orizzonte. Italo Morao questa mattina in regia, con lui Alberto Pivetta. Andiamo a Borso del Grappa dove c'è Monica Smiderle, un altro incendio, un'altra azienda che ha subito gravi danni. Vediamo. Buongiorno a tutti, mi trovo a Borso del Grappa in via Vallina Orticella, incendio questa notte all'interno della ditta Crisos Officina Bernardi che si trova, la vedete alle mie spalle, il rogo ha interessato una delle aree di produzione dell'azienda Orafa di Borso del Grappa. Con me c'è il sindaco che ringrazio, il sindaco Flavio Dall'Agnola. Buongiorno sindaco, allora lei è stato qui anche stamattina per il sopralluogo, che cosa è successo? Niente, è successo che una parte di un reparto non produttivo, ecco, tengo a specificare questo, ma il reparto di depurazione delle acque, purtroppo a causa di un cortocircuito non doloso, perciò per natura
i vigili del fuoco stabiliranno qual è stata la natura, ha innescato un incendio che ha provocato l'esplosione di una grande caldaia che serve appunto alla depurazione delle acque. È successo questa notte verso le 2:30, 2:35 del mattino. E fortunatamente l'azienda in quell'orario era chiusa, nessuno personale dipendente è stato coinvolto in quanto è accaduto, e in questo momento si sta vagliando la soluzione migliore per permettere all'attività, e anche nel rispetto delle esigenze della proprietà, di esercitare quanto prima, di riprendere quanto prima la propria attività di produzione. Questa mattina c'è stato un sopralluogo congiunto, vigili del fuoco, il personale dell'ufficio tecnico del comune di Borso del Grappa e anche i carabinieri per valutare l'agibilità dell'immobile che è stato interessato questa notte dalle fiamme. Sì, oltre a questi anche il progettista e il costruttore della struttura, che è una struttura recente, circa 2 anni e mezzo. Non sono stati segnalati in un primo sopralluogo elementi critici riportati dalla struttura, pertanto l'augurio e la speranza è proprio quello che dopo una profonda pulizia e un ripristino dei luoghi danneggiati l'attività possa riprendere la sua funzionalità normale. È quello naturalmente che si augurano anche i titolari di Chrysos, i signori Bernardi. Lo vedete, Mattia, il nostro operatore, chiedo di stringere appunto sui vigili del fuoco che sono all'opera in questo momento per le operazioni di sgombero, no? Perché adesso inizieranno proprio le operazioni di sgombero per permettere poi alla struttura, all'officina Bernardi, di riprendere le attività il prima possibile, perché ci sono importanti commesse, no, Sindaco, da portare avanti. Sì. La proprietà, conosco molto bene, è gestita in maniera eccellente da titolari molto preparati, e so che hanno già contattato varie aziende sia per lo sgombero che per il ripristino dei luoghi danneggiati, degli elementi danneggiati, e ci auguriamo tutti, anche non solo per la proprietà ma anche per i 130 addetti impiegati in questa importantissima realtà di Borso del Grappa, importante e riconosciuta a livello mondiale, il ritorno alla normalità e al rispetto delle tante importanti commesse che hanno in questo momento. Da Borso del Grappa è tutto, io ringrazio il sindaco di Borso del Grappa Flavio Dall'Agnon e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Monica Smiderle. Più tardi alle 13 avremo ospite l'assessore al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzan. Parleremo nella festa della donna, del lavoro e anche del nuovo reddito di cittadinanza rivisto dall'esecutivo di Giorgia Meloni, che si chiamerà MIA, misura di inclusione attiva. Ne parleremo con l'assessore Donazzan. Abbiamo parlato ieri sera a Focus con il portavoce di Unione Popolare, l'ex sindaco di Napoli, ex magistrato Luigi De Magistris, un dibattito vivace con tra gli altri anche Giovanni Battista Mestrinè. Sentiamo un brano dell'intervento di De Magistris. Positiva, perché va comunque a intervenire su persone che alla fine del mese non mettono il piatto a tavola. Ci sono stati degli abusi, come in tutte le cose che accadono certe volte nel nostro paese. Credo che la confusione che si sta facendo, e questo governo l'aggrava, a confondere il reddito di cittadinanza con il lavoro. Che significa? Diamo 375 euro circa a uno che è occupabile. Noi ci dobbiamo intendere su occupabile. Cioè, se occupabile significa uno che rifiuta un posto che è pagato in maniera regolare, no 2, 3 euro, 4 euro, allora lo rifiuta, allora è un tema. E allora è un tema, significa che tu non vuoi lavorare. Ma se consideriamo occupabili persone che invece si rifiutano di essere sfruttate, 375 euro è un'offesa che fa il governo a un pezzo di cittadini del nostro paese. Perché come si può arrivare alla fine del mese con 375 per risparmiare che cosa? 2-3 miliardi di euro, quando questi stanno cacciando soldi nottetempo per le armi, quando non riescono a tassare chi ha speculato praticamente sulla pandemia e sulla guerra con l'energia. Quindi si era detto in campagna elettorale, e concludo, togliamo il reddito di cittadinanza, si sono resi conto che non si può togliere e hanno fatto questa cosa che non funziona. Tra l'altro, peggio del REI,
perché il re aveva un vantaggio che lo dava ai comuni. Io ho fatto il sindaco, i comuni hanno una panoramica delle esigenze sociali veramente, quindi rimane una misura centralizzata con le strumentalizzazioni politiche, senza risolvere il tema del lavoro e dando 4 spiccioli, 300 euro a chi ha difficoltà. Ecco, il governo però la spiega dicendo: se noi diamo poco come indennità, 375 euro, allora chi lo riceve è spinto a trovare un lavoro, perché altrimenti no. Questo è il ragionamento che è stato fatto. Non partiamo dal presupposto che sono tutte persone che vogliono stare sul divano. È chiaro che ci sono i truffatori, come stanno i fondi europei, come sta nei finanziamenti, come sta nelle pensioni. Cioè la maggior parte della gente, forse vedo che il signore sbuffa mentre parlo, invece bisognerebbe... Invece bisogna rispettare, credo, le opinioni, no? È bello della democrazia. Così come noi non abbiamo sbuffato quando ha detto delle cose. Il diritto di sbuffo c'è, il diritto di sbuffo in Costituzione c'è. Anche come il diritto purtroppo di avere la pazienza a sopportare delle cose veramente poco piacevoli e poco serie che sono state dette poc'anzi. Però in democrazia si rispetta. Anche dal punto di vista morale, sopportare pazientemente le persone moleste è un atto di misericordia spirituale. Comunque, detto questo, io credo che nel nostro paese, e mi dispiace che chi ha fatto il sindaco non se ne renda conto, c'è gente, non solo al sud, anche al nord, perché io giro molto, che ha veramente difficoltà ad arrivare alla fine del mese, che viene sfruttata nel luogo del lavoro. Vabbè, questo era Luigi De Magistris, ieri sera a Focus, e poi è intervenuto Giovanni Battista Mestrinera, è stato uno scontro molto vivace. Purtroppo sul lavoro ci sono ancora altre vittime, ieri quella di Annone Veneto, CGIL e FIOM veneziane hanno proclamato un'ora di sciopero in tutti i luoghi di lavoro alla fine di ogni turno di giovedì. Vediamo. La CGIL e la FIOM di Venezia hanno proclamato un'ora di sciopero per giovedì in tutti i luoghi di lavoro alla fine di ogni turno, stringendosi attorno alla famiglia di Michele D'Avanzo, morto dopo una caduta da alcuni metri, mentre eseguiva un intervento all'impianto di condizionamento di una tenuta vitivinicola di Loncondi Annone Veneto. Quella di Michele è l'ultima tragedia sul lavoro di una drammatica serie che pone il Veneto tra le regioni italiane col maggior numero di morti bianche. Un allarme lanciato da tempo e a più riprese dal mondo sindacale. Michele Zanocco è segretario generale della CISL di Venezia. L'anno 2022 ha registrato un pesante tributo di morti sul lavoro. 74 persone decedute in Veneto, di cui 15 nella nostra provincia di Venezia. Il 2023 si sta presentando già nel peggiore dei modi e vede in Veneto già 10 vite spezzate nell'esercizio del loro lavoro. Non possiamo rassegnarci ad una logica quasi di assuefazione alle continue notizie di incidenti. A livello nazionale nel 2022 1090 persone sono morte sul lavoro, una media di oltre 3 decessi al giorno. Uomini e donne che hanno perso la vita nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri edili, sui mezzi di trasporto. Centinaia di persone che, come Michele D'Avanzo, 40enne di Musile di Piave, dipendente di una ditta artigiana metalmeccanica, sono uscite per lavorare e non sono più tornate a casa. Agire sul piano normativo, repressivo, dei controlli, questo è solo un fronte della battaglia. Un secondo piano altrettanto importante è quello culturale, della consapevolezza sia per le imprese che per i lavoratori. Chiediamo che all'interno delle aziende i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza possano sovraintendere non solo alla sicurezza dei propri colleghi, ma anche a quelli delle ditte terze che all'interno operano. Beh, sentiamo come una parte della risposta di Giovanni Battista Mestrinerra a Luigi De Magistris sul nuovo reddito di cittadinanza. Vediamo. Queste sono cose che esistono perché siamo dentro una società, ci vuole solidarietà, però vanno fatte solo ed esclusivamente quando ci sono delle motivazioni, che delle persone che non ce la fanno, delle cose oggettive. Cioè una persona che non può lavorare. Chi invece può lavorare deve andarsene a lavorare, punto e a capo. Posso dire una cosa sul mezzogiorno, perché sono chiamati in causa? Io credo che in questo modo noi il Paese... Una risposta di Giovanni Battista Mestriner, che poi è continuato il dibattito. Andiamo in pubblicità, pochissimi minuti, e poi torniamo con Focus TG. Vi ricordo dalle 13 in poi, alle 13.30, avremo ospite l'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donazzano, quindi parleremo nell'8 marzo, festa della donna, delle donne che sono ancora, in base ai dati, penalizzate sul posto di lavoro per quanto riguarda l'occupazione in generale,
e quindi ne parleremo con Elena Donazzan. Pubblicità. Di nuovo in diretta con Focus TG, vediamo la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione. Sciocca la Regione del Veneto, la leghista Milena Cecchetto accusa Joe Formaggio, mi ha molestata. Abbiamo sentito al telefono proprio in apertura del TG il consigliere di Fratelli d'Italia che smentisce di avere molestato o palpeggiato la collega leghista. Roberto Ciambetti probabilmente avvierà un'indagine, il Presidente del Consiglio regionale ha rinunciato ad un incontro oggi importante proprio per seguire questa vicenda perché è altissima la tensione e ci saranno ovviamente anche le reazioni dei consiglieri dell'opposizione. Intanto andiamo avanti con altra cronaca. Sapete che è stato chiuso il convento dei frati cappuccini di Bassano del Grappa. I bassanesi dicono che la politica avrebbe potuto fare di più per impedire questo epilogo. Sentiamo un vox tra i cittadini realizzato da Chiara Gaiani. Non sono bastati né gli annunci né i proclami. La politica, non le istituzioni, che si era mobilitata promuovendo una raccolta di 8.000 firme per evitare la chiusura del convento di San Sebastiano, ha fallito. Il capitolo della provincia veneta dei frati cappuccini ha deciso. Mancano le vocazioni. Il convento di Bassano, dove fu novizio anche San Leopoldo Mandic, chiuderà. La data non c'è ancora, ma tanti si domandano cosa sarà delle varie attività legate al convento, a partire dalla mensa dei poveri. Una perdita per la città, una perdita che uniti i sindaci del territorio avrebbero potuto evitare, una perdita che i bassanesi sentono in prima persona. Purtroppo è una grave perdita per Bassano, perché era un punto di raccolta per tutti quelli che hanno bisogno, praticamente, che vanno a mezzogiorno a mangiare da anni, insomma. Penso che sia veramente una grossa perdita. Ecco, adesso però c'è una responsabilità da parte della città. Se i frati vanno via, quell'area deve essere conservata. Cosa ne pensa? Sono d'accordo, perché è un'area veramente antica. Era un punto di riferimento forte per tutti i credenti, ma anche per i non credenti. Mi spiace, perché è una bella chiesa, un bel posto. Peccato, le istituzioni che si perdono. Proprio una cosa che non è ammissibile, una struttura così storica, così... Io sono nata proprio in quella zona, perciò ho sempre frequentato quella chiesa e purtroppo, se bisogna, non capisco perché, però. Mi dispiace molto, perché sono stati sicuramente un centro di riferimento per molte persone e non solo sotto il profilo religioso. Mi dispiace proprio, noi siamo nati là, per cui io mi trovavo bene dai cappuccini. Io ho sempre frequentati, insomma. C'è qualche frate che ricorda in modo particolare, con affetto? Padre Bernardo. Aspetti, diceva lei si ricorda Padre Bernardo, sì. E perché? Che cosa aveva di speciale? Era speciale, era speciale. Torniamo a Venezia in diretta da Filippo Fois per eventuali aggiornamenti sulla vicenda delle presunte molestie di Joe Formaggio ai danni della collega della Lega Milena Cecchetto. Ci sono novità, Filippo? Ma diciamo che stanno iniziando ad arrivare adesso i primi consiglieri regionali, abbiamo avuto modo di avvicinarne qualcuno, ma per ora le bocche rimangono cucite. Certo è che noi abbiamo chiesto soprattutto nel gruppo consigliare della Lega Nord e della Liga Veneta alle consigliere che hanno preso una posizione molto netta su questa vicenda di appunto intervenire al nostro microfono. Per ora si stanno consultando per decidere chi eventualmente parlerà, perché la vicenda, diciamo, è molto delicata, per cui tutti si stanno muovendo con i piedi di piombo. Tra l'altro in questo momento è iniziato come detto, le commissioni consigliari cominceranno tra un paio d'ore, però c'è un incontro sulle infiltrazioni mafiose a nord-est a cui partecipa Francesca De Zottis, che è del Partito Democratico ma è anche la vicepresidente del Consiglio regionale, per cui oggi che Ciambetti non è presente qui a Palazzo Ferrofini, perché come dicevamo è in missione a Bruxelles, è la figura istituzionalmente più alta del Consiglio regionale, è una donna, fa parte del
Consiglio di Presidenza che verrà riunito domani, per cui cercheremo, una volta terminato questo incontro, anche di avvicinare lei. Però devo dire che l'atteggiamento che stiamo vedendo qui è veramente di un'estrema prudenza, tutti si stanno muovendo con i piedi di piombo. Grazie Filippo. Filippo Fois. Vediamo un altro titolo dal Gazzettino: omicidio Tassitani, il primo permesso, premio del killer. Il falegname Fusaro torna a casa per un giorno, aveva ucciso e smembrato il corpo di Iole Tassitani. Ovviamente questa è una notizia che impressionerà molto, il fatto che sia tornato un killer in libertà. Allora ringrazio e saluto l'assessore al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan. Buongiorno Assessore. Buongiorno Direttore, grazie per questo invito, è la prima volta per me con lei in questa diretta del TG. Grazie molte, grazie, davvero molto gentile. So tra l'altro che si collega da Firenze, quindi la ringrazio a maggior ragione. Senta Assessore, noi sa che siamo ovviamente condizionati dalla cronaca, e la cronaca sono le notizie che comandano, e la notizia è arrivata questa mattina come una bomba dal Consiglio regionale che una consigliere leghista, Milena Cecchetto, accusa Gio Formaggio di molestie, di averla palpeggiata. Formaggio, l'abbiamo sentito in diretta telefonica poco fa, e smentisce qualsiasi tipo di accusa di questo genere. Guardi, ovviamente immaginavo che la prima domanda sarebbe stata questa, me ne dispiaccio perché ovviamente lei fa la cronaca, io sono l'assessore anche alle pari opportunità, sono collega di partito di Formaggio e collega di Milena Cecchetto. Sono due colleghi e non avrei mai voluto, anche perché non è commentabile, una notizia che, come anche voi avete detto, ha due versioni, un momento di grande delicatezza. Si tratta comunque appunto di due colleghi e quindi questo mi mette veramente in grande imbarazzo. Io ho sempre grande rispetto, lei sa, mi conosce, ma anche credo i cittadini, non solo delle donne in generale, delle persone, del linguaggio che si usa, del modo con cui ci si pone. Penso sempre che dall'altra parte vi siano sensibilità diverse dalla mia magari. Alle volte a me non viene attribuita sensibilità, e lo dico oggi che è l'8 marzo, in tante occasioni, non certamente legate magari alle molestie sessuali, ma alle accuse, alle minacce. È chiaro che vale che sia una donna o sia un uomo, però in una giornata come questa, se una donna si sente offesa, a questa donna va dato il massimo della vicinanza e del rispetto. Dall'altra parte io mi auguro che si possano veramente chiarire, che insomma, voglio sperare in una incomprensione, voglio sperare in atteggiamenti che siano stati assolutamente mal interpretati da entrambi, cioè nel senso anche da Formaggio, che magari ritenendo di avere così sempre della esuberanza, ecco, i giornalisti di solito lo definiscono così, ma certo che se uso il condizionale perché è d'obbligo, se queste molestie fossero dimostrate, confermate, sarebbe incompatibile la sua presenza con un partito come Fratelli d'Italia, in cui la premier, abbiamo la prima donna premier in Italia. Io oggi avrei voluto parlare di questo, avrei voluto parlare di quello che le donne negli anni hanno fatto, no? Ecco, e quindi tutto questo spero che possa essere veramente verificato fino in fondo. Assessore, grazie per la risposta. Intanto di questo volevamo parlare. E ovviamente il titolo era già pronto, cioè nella festa della donna, parlare con lei della condizione femminile all'interno delle imprese, del lavoro, perché si dice anche in Veneto che comunque sia le donne sono penalizzate su molti fronti. È ancora così o l'exploit di donne come Giorgia Meloni, dall'altra parte della slide, c'è una nuova primaria, la prima primaria di ortopedia in Veneto, di cui parleremo anche dopo, c'è la prima donna presidente di Cassazione, per cui le donne si stanno facendo strada, però a certi livelli. Nelle imprese sono ancora molto discriminate, usiamo questo termine.
Ma guardi, che sia una situazione in via di miglioramento, e credo che abbiamo contribuito un po' tutti con una cultura diversa, con un approccio differente anche che la storia e il contesto sociale porta con sé, e quindi che la situazione dentro il campo del lavoro sia migliorato è un fatto. Che sia ancora da migliorare ulteriormente sono dati questi, perché se noi guardiamo la fotografia del mercato del lavoro, anche il Veneto ha un divario di stipendi, carriere che è ancora molto significativo, è molto significativo. Anche sui dati del mercato del lavoro andrebbero sempre affrontati con tanta, diciamo, precisione, perché anche quando si dice le donne hanno un divario salariale, il direttore, è un dato statistico legato spesso al fatto che le donne lavorano di meno in part-time, molto spesso per scelta obbligata, quindi non una libera scelta, legata alla conciliazione dei tempi con la propria famiglia. Ciò che oggi forse, guardato il passato recente di un miglioramento, lei ha citato dei casi che sono casi simbolo, che speriamo non sia sempre la prima, ma cominci a esserci la seconda, la terza e via di seguito. Certo. Però la verità è che noi oggi dobbiamo domandarci un'altra cosa. Le donne portatrici di vita, perché questo è nella natura dell'uomo, dell'umanità, altrimenti sembro sessista, le donne portatrici di vita oggi, rispetto a un grande tema che noi commentiamo anche da lei a Focus spesso, della denatalità, che porta con sé povertà culturale, sociale, economica. Ecco, le donne possono essere aiutate meglio a conciliare tempi di vita e di lavoro senza rinunciare per una scelta obbligata alla carriera, alla professione? Questa è la domanda di oggi. Oggi una donna è libera veramente, a mio parere, se può esprimere la cosa più bella che ha, cioè il dono della vita. Questo non c'è oggi. Ecco, Assessore, altri argomenti molto importanti sempre sul lavoro, le donne, anche qui le donne, perché riguardano la necessità degli imprenditori, così molti imprenditori dicono, lo stesso Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneta, dicono noi abbiamo bisogno di operai, abbiamo bisogno di personale, non lo troviamo. Giorgia Meloni ha detto recentemente, poi vedremo nel vertice di Cutro di domani che decisioni saranno prese, che si sta lavorando per portare in Italia 100.000 migranti regolari, no? Quindi immigrazione regolare che viene in Italia avendo la quasi matematica certezza che un posto di lavoro lo troverà. È così? Secondo lei c'è proprio bisogno di manodopera straniera? C'è anche bisogno di manodopera straniera, ma perché non abbiamo abbastanza manodopera. Un dato per tutti: in Veneto ci sono circa 140.000 disoccupati direttore iscritti alle liste della mobilità, cioè sono ai centri per l'impiego, hanno dichiarato la immediata disponibilità, hanno firmato una carta. Purtroppo però se noi facciamo le verifiche, noi le facciamo sempre, io ogni giorno ho giornate di incontro tra imprese che cercano i nostri centri per l'impiego, cioè anche il settore pubblico qui da noi funziona. Le agenzie per il lavoro, quelle private, non hanno persone, hanno invece tante richieste di lavoro. Quindi due dati intanto. Il primo, dobbiamo fare in modo che tutti coloro che sono disoccupati si sforzino e con loro il sistema si sforzi di accompagnarli nel mondo del lavoro. E dall'altra parte alle imprese dico: dovete prenderli anche se hanno 50 anni, anche come me, anche se devono imparare qualche cosa, perché noi finanziamo anche la formazione. Sono sufficienti? Beh, diciamo che se in Italia si facesse questo lavoro dappertutto, forse qualche cosa in più avremmo di disponibilità, perché i numeri del Veneto sono piccoli, 140.000 persone. Il mio compito da assessore del Veneto è lavorare su quei nomi, su quelle persone, dire loro: se c'è un posto di lavoro devi accettarlo, ti faccio io la formazione, all'impresa dico: dovete prenderlo in prova, dovete fare un pezzo di strada insieme, però non dovete dire no, lo voglio giovane, laureato, con esperienza, perché questi così non ci sono. Dall'altra, il tema della immigrazione regolare è un tema dove non ci dobbiamo nascondere. L'abbiamo detto sempre, l'abbiamo detto all'opposizione, dicendo no ai barconi, no alle entrate irregolari, sì agli accordi bilaterali.
sì agli accordi con stati esteri per selezionare prima in casa loro. Questi devono avere un documento, devono avere un minimo di lingua italiana, perché anche le regole sulla sicurezza sul lavoro, direttore, noi facciamo corsi di formazione, le aziende li fanno, ma se io ho qualcuno che non sa né l'inglese né l'italiano, posso mettere i cartelli, posso fare la formazione, questo si fa male e se va male muore. Ecco, quindi non è così banale e semplificato. Certo, questo governo sta seriamente e da qualche mese, e io lo so perché ci sto lavorando con loro, ragionando proprio sui flussi regolari. E ovviamente ci saranno tante donne in questi flussi di migranti regolari. Parliamo di una donna qui in Veneto, Silvia Pini, laureata a Padova, dove vive, la prima donna a capo di un reparto di ortopedia in Veneto, la terza donna in Italia. La dottoressa Pini, che ha assunto l'incarico nell'ospedale di Dolo, ha commentato così: sogno il giorno in cui questa non sarà più una notizia, il giorno in cui, in quanto donna, non devo dimostrare niente a nessuno. Quando le donne perdono tempo a cercare di dimostrare quello che valgono, in più rispetto agli uomini, hanno già perso, ha concluso Silvia Pini. Ha vinto il concorso il più bravo, dice, il più titolato, il più preparato, ortopedico, tra una rosa di professionisti d'eccellenza, lo dice il direttore generale dell'Ulstra e Serenissima Contato. Ovviamente le congratulazioni sono arrivate anche dal governatore Zaia. Assessore, ieri Giorgia Meloni, proprio nella Sala delle Donne a Roma, ha fatto un discorso molto accorato, proprio in difesa della donna, anche parlando di se stessa. Ha detto: quando ho dovuto affrontare delle sfide importanti c'è sempre stato chi era dell'idea che non potessi vincerle, no? Si è espressa così, quindi è stata ha parlato anche del suo personale travaglio in tante circostanze che oggi le donne sicuramente vivono, e non soltanto nel mondo del lavoro. Giorgia Meloni è sempre molto vera, direttore. Credo che ci abbia colpito tutti noi il fatto che da quando è diventata primo ministro ha continuato con la stessa coerenza di quando era capo dell'opposizione. Io aggiungo con lo stesso stile, cambiando un po', raffinandosi, ma con lo stesso stile, diciamo forma mentis più che stile, cifra stilistica nei contenuti, di verità. Lei parla di sé, parla di quello che pensa veramente, cerca di chiarire il suo sentire rispetto ai temi, anche di attualità, anche quelli delicati, cioè non ne fa una questione preconcetta o di pregiudizio. E anche in questo caso si è dimostrata tale, quando in quel discorso, che poi si ricorda è diventato un tormentone musicale, lei dichiarava: io sono una donna, sono una madre, sono cristiana, declinando al femminile le questioni più rilevanti che però riguardano la nostra società. Lei voleva affermare alcuni concetti che mettono sempre in difficoltà oggi chi la pensa uomo o donna da una certa parte che non sta nel pensiero unico. Io devo dire che questo tema, cioè dell'essere donna impegnata a destra, ecco, aggiungo questo, se posso permettermi, certo, senza volerla buttare in politica, ma insomma la politica è una cosa bella, non è solo... Però certamente le donne a destra, se mi permette, sono state, quando offese, se riteneva che fosse giusto così, perché tutto sommato siamo abituate a doverci difendere, perché da destra siamo conservatrici nei valori e quindi sembrava inconciliabile con un'idea di progresso sempre continuo. La dimostrazione di Giorgia Meloni è esattamente il contrario. Certo, ha dovuto dimostrare sempre molto di più, ma c'è riuscita. È un ottimo esempio oggi da additare in positivo, che tu sia di destra o di sinistra. Io sono particolarmente fiera perché dopo anni di femminismo che è stato sbandierato dalla sinistra, la destra non ha avuto bisogno di un nuovo femminismo a destra. Ha semplicemente detto: noi crediamo nella meritocrazia e vogliamo le pari opportunità vere per le donne, cioè pari opportunità di partenza. In arrivo ci deve arrivare il più bravo. Sono d'accordo con la dottoressa Pini quando dice: non vorrei che non si commentasse più. E intanto commentiamolo però. Cioè vorrei anch'io, l'ho detto prima, no, la seconda, la terza, la quarta, e poi deve diventare una cosa normale. Io mi indigno abbastanza quando dicono, anche qualcuno insomma così, dice: ma la Donat-San fa l'assessore perché Zaia aveva bisogno di donne. No,
L'assessore lo faccio perché ho dimostrato su temi anche molto maschili, pensiamo alle politiche del lavoro, che mi impegno, che sono abbastanza capace di interpretare i cambiamenti, che ho una forte propensione al dialogo e alle relazioni. Questo forse una donna lo fa, lo dico, un po' meglio di un uomo. Ecco, penso anche che il giudizio sia quello dell'elettorato. Infatti io sono sempre stata contraria alle quote, ma forse c'è stato bisogno per almeno dare una pari opportunità di partenza, ma in verità poi, per esempio, le elezioni con le preferenze sono molto libere. Ognuno vota la Donat Zan perché gli piace, perché è brava, o vota Ciambetti perché è bravo e perché è maschio, non so, ma non perché è maschio o femmina. Ma ecco, certo. Questo, io credo che sia questo il ragionamento che dobbiamo continuare a fare. Non c'è dubbio, si devono valutare i meriti, le qualità delle persone, non certo il genere, il sesso, non c'entra assolutamente nulla, almeno così dovrebbe essere. Poi purtroppo abbiamo prove che dimostrano il contrario. Lei giustamente citava Giorgia Meloni, che tra l'altro ieri si è espressa ha ripetuto quello che aveva detto Elly Schlein, non ci vedono arrivare, no? Ripreso da un titolo di un libro di uno scrittore femminista, e vediamo Giorgia Meloni in quel video rap che lei prima ha ricordato. Vediamo. Sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 2, 1, 2, genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2. E questo era, diciamo, un rap diventato virale. Molto bello, io non so, direttore, io mi sono anche scaldata. Beh, molto efficace, devo dire, no? Infatti sì. Non so quanti milioni di visualizzazioni ha registrato. Assessore, senta, ieri sera abbiamo parlato, c'erano tra gli altri Luigi De Magistris, Giovanni Battista Mestriner, c'era Pettenò, l'ex senatore Franco. Abbiamo parlato del MIA, e cioè della misura unica, misura inclusiva assistita, se non ricordo male, che riguarda un nuovo, si è detto, un reddito di cittadinanza che ha cambiato pelle e che ha cambiato nome, però mi pare che siano due dinamiche, due meccanismi molto, molto diversi. Cosa ne pensi? Lo sono, anch'io commento, diciamo, forse un po' più che delle indiscrezioni giornalistiche, essendomi confrontata anche in maniera informale con il Ministro, ma sono cose molto diverse. Sono molto diverse perché si terrà conto certamente di chi perde il lavoro e avrà un collegamento con la numerosità della famiglia. Noi come politiche di governo di centrodestra vogliamo molto enfatizzare non solo l'individuo, che era paradossale, prendeva di più chi stava con reddito di cittadinanza, chi stava da solo, che non il nucleo familiare. Dall'altra, quindi, noi vogliamo molto dare l'idea della comunità di aiutare la famiglia. Il secondo tema è quello del bisogno vero, che distinguerà tra le persone bisognose ma che non possono essere occupate per tante ragioni, quindi più una misura sociale, se vuole, più simile al REI che al reddito di cittadinanza. REI era quella cosa fatta bene da Renzi, io cerco di essere abbastanza oggettiva quando posso. Dall'altra, e quindi saranno le persone occupabili, cioè coloro che in questo momento non stanno lavorando ma che hanno delle abilità o delle abilità da aumentare per entrare nel mondo del lavoro. Si lavorerà sulla velocità, la velocità tra il momento in cui non puoi lavorare e quello che puoi, dove puoi andare a lavorare, e quindi si ridurrà il tempo del sussidio, dell'aiuto, perché anche se si perderà intermittenza si cercherà di favorire il fatto che non si dica ma siccome mi daranno un contratto da 3 mesi allora
non lo faccio perché perdo questo aiuto. Questo aiuto sarà legato proprio all'incentivo a prendere qualsiasi lavoro, con delle piccole sospensioni. Ecco, sarà uno strumento completamente diverso dal reddito. Il reddito di cittadinanza era: ti do l'indennità, stai pur lì fino a che qualcosa accadrà per te, ti daremo qualche opportunità. Si ricorda la difficoltà di fare aderire alle domande di lavoro di questi percettori di reddito, quindi completamente diseducativa e che poggiava sull'indennità. Qui invece si poggia su: hai possibilità di andare a lavorare? Ti porto lì, e se per caso hai delle piccole sospensioni dal lavoro ti aiuto per piccoli periodi. Ecco, tra l'altro poi con il fatto che se si rifiuta un lavoro si perde il reddito di cittadinanza, che mi sembra, perché in effetti altrimenti se uno si limita ad accontentarsi di 370 euro, non vuole il lavoro, evidentemente non ha grossi problemi. No, guardi direttore, se posso, sì. Sul tema del turismo, no? Qui in Veneto sappiamo che è la nostra prima voce di economia e di occupazione. Lei sa che nell'ultimo periodo, cioè vuol dire nelle ultime stagioni, non abbiamo trovato lavoratori, perché i lavoratori che avevamo prima, che erano flussi di mobilità interna, dal sud venivano qualche mese a lavorare qui. Beh, le risposte anche di lavoratori che erano presenti stagionalmente, conosciuti dai nostri imprenditori, rispondevano: ma venire su a 1.300 euro con i costi che ho e stare a casa con 750 euro, sto a casa. Questo è stato il risultato. Esatto. Ieri Grillo ha detto: il governo fa cassa con i poveri, vuole recuperare 3 miliardi tagliando queste sovvenzioni. Molto duro era stato anche il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Sentiamo cosa aveva detto. Io non ho parlato di guerra civile perché non è questo il mio linguaggio. Ho detto che si stanno creando le premesse per un disastro sociale, perché qui le persone che sono in difficoltà economica aumentano, persone che non arrivano neppure a metà mese, e allora se tu l'unica cintura di protezione la togli senza prevedere alternative, stai creando le premesse per un grave disastro sociale. Ovviamente il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che era una riforma complessa, che richiedeva del tempo per quanto riguarda soprattutto il miglioramento delle politiche attive, ma questo andava fatto con tutti insieme, ci stavamo lavorando e avremmo dovuto lavorarci. Però gettare questa riforma alle ortiche, quanto in tutta Europa addirittura c'è una raccomandazione e si sta lavorando per una direttiva sul reddito di cittadinanza europeo, è una follia. Peraltro un'altra delle contraddizioni di questo governo è che la ministra Calderone qualche giorno fa è stata in Europa e, parlando di reddito appunto di cittadinanza, loro lo chiamano minimo adeguato, si è detta favorevole per l'Italia. Quindi abbiamo la contraddizione nella contraddizione. Ecco, Assessore, sul salario minimo, no? La Schlein lo sta portando avanti, che prospettive ci sono a suo giudizio? Noi abbiamo chiarito questa posizione anche in campagna elettorale. Non siamo contrari, per dirla dritta. Sì. Siamo contrari a fianco di sindacati importanti come la CISL. La CISL, portando i numeri, ha dimostrato che la quasi totalità dei lavoratori è coperto da contratto collettivo nazionale, che è quell'accordo che viene siglato di settore o sostanzialmente di settori e di sottosettori con le parti datoriali. Vengono depositati questi contratti al CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e quello a vincolo di legge, cioè tu non puoi andare sotto quella soglia. E questo ha fatto sì che ci fossero delle tutele dell'accompagnamento vero, reale, su una giusta contrattazione tra le parti. Non può essere la politica a decidere il costo di una cosa. E peraltro a uscire, diciamo, da questo nucleo di tutela sono pochissimi e, guarda caso, sono anche spesso lavori irregolari. Allora lo sforzo è quello invece di accompagnare verso delle contrattazioni serie, che tengano conto delle parti, che tengano conto dei territori. Lei sa che io sono anche una sostenitrice della contrattazione di secondo livello, cioè accanto ai contratti nazionali che vi siano dei contratti territoriali, perché
sull'esempio che poi ha gettato anche molta polemica su una frase del ministro Valditara, io le dico oggettivamente, un insegnante che sicuramente in partenza prende troppo poco, ma che vive a Palermo a costi completamente diversi da un insegnante che vive a Venezia. Perché sono costi della vita diversi. È l'Istat che lo dice, non è il cattivo Valditara. Allora la contrattazione è e deve essere figlia delle parti. In un momento, peraltro, così mi permetto di rispondere anche con una battuta a Conte, certo, all'ex Premier, che insomma dire che poi ci siano delle tutele fatte con reddito di cittadinanza vuol dire non rispondere alla domanda che io e lei commentiamo tutti i giorni. Ci sono posti di lavoro in Italia e non ci sono i lavoratori. Allora io devo ancora tutelare coloro che non vogliono lavorare o devo pensare che sia dovere civico, dovere, non solo diritto, dovere civico quello di prendere e andare a lavorare? Io sono di questa seconda scuola di pensiero e penso che le operazioni fatte dal 5 Stelle abbiano altri obiettivi. Assessore, abbiamo una diretta da Vicenza che dobbiamo dare entro le 13:30. Qui non si parla di lavoro, si parla di rischio alluvioni, simulazione di un'emergenza gestita con la realtà virtuale. Vediamola e poi torniamo da lei. Vediamo. Sì, buongiorno, siamo in compagnia del dottor Ferri dell'Autorità del Bacino delle Alpi Orientali. Perché? Perché oggi qui in Comune di Vicenza, a Palazzo Trissino, abbiamo visto una simulazione particolare di un'alluvione, il tutto con la realtà virtuale. Quindi ci spiega un po' che cosa abbiamo visto. Qui adesso stiamo vedendo un visore, di cosa si tratta? Sì, è una nuova tecnologia che viene messa a disposizione del centro operativo comunale e soprattutto dei soccorritori e permette appunto ai soccorritori di costruire, una volta che sono sul campo, una realtà virtuale e quindi una geometria del terreno in cui riescono ad avere tutte le informazioni che possono essere utili per ottimizzare e ridurre quindi i tempi di intervento e allo stesso tempo migliorare l'efficacia delle proprie azioni. Ecco, facciamo un esempio. Ad esempio, indossando questo visore, la realtà in realtà viene sovrapposta con una serie di misurazioni per garantire anche la sicurezza dell'operatore. Esatto, quindi l'operatore ha la possibilità banalmente di sapere quali sono le vie da prendere nel momento in cui c'è un'alluvione, quindi quali sono le vie in cui non c'è acqua. Quindi può portare in sicurezza e lui stesso essere in sicurezza persone e beni che altrimenti che sono esposti durante l'alluvione. La possiamo definire una sorta di mappatura di tutto quello che potrebbe essere potenzialmente a rischio durante un'alluvione? Esatto, una mappatura dinamica di quello che può essere a rischio durante un'alluvione. Dinamica perché se da un lato ci sono delle informazioni che sono appunto già preconfigurate, altre vengono ovviamente caricate sul momento e variano nel tempo. Ecco, Vicenza in questo fa scuola, ma quando di fatto vedremo gli operatori operativi in questa maniera? Tempistiche? Ma le tempistiche potrebbero essere 3-5 anni, come abbiamo fatto con l'esperienza di Beware, che è diventato poi l'osservatorio dei cittadini ed è nato proprio qui a Vicenza. Ecco, io ringrazio il professor Ferri e restituisco la linea a studio. Grazie molto a Luisa Bertini da Vicenza dove tra l'altro si svolgeranno le amministrative il 14 e 15 maggio come in altri comuni del Veneto, anche Treviso. Stasera avremo il sindaco di Vicenza Francesco Rucco che sarà sfidato dal capogruppo del Partito Democratico Consiglio regionale Giacomo Possamai. Assessore, come vede questi appuntamenti importanti anche in Veneto, perché ci sono tanti altri comuni in cui si vota, San Donà di Piave e tanti altri? Ma io spero intanto che ovviamente ci sia una conferma del centrodestra, là dove siamo uscenti, abbiamo anche governato cercando di imprimere una visione e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Il centrodestra oggi può contare su una buona linea di governo, da quello nazionale a quello regionale a quello territoriale.
e quindi due città importanti, avendone perse di importantissime, direi, strategiche, io credo che due città importanti e strategiche come Vicenza e Treviso debbano anche mettere al meglio le forze del centrodestra, non semplicemente come partito preso, ma come capacità di governo, come avere a cuore il miglioramento della vita, rispondere ai cittadini su esigenze che sono molto pratiche. Vede, la differenza tra fare il sindaco di una città e occuparsi di politica altra è proprio quella che si deve rispondere ai cittadini. Bisogna avere tanta capacità di ascolto e tanta capacità di dare risposte. Ecco, io mi auguro ovviamente che questo veda il centrodestra confermare Treviso e Vicenza, e anche vorrei, insomma, e mi impegnerò per questo, anche fare in modo che la qualità delle persone che soprattutto Fratelli d'Italia dovrà mettere in campo sia la migliore possibile. Ecco, Assessore, grazie. Chiudiamo con una nota che è arrivata adesso da parte di Alberto Villanova, che è il presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia in Consiglio regionale. A nome di tutti i consiglieri regionali dell'intergruppo Lega Lista Zaia desidero esprimere tutta la nostra solidarietà e il nostro massimo sostegno alla collega Milena Cecchetto. Quanto accaduto ieri, dice Villanova, non può essere tollerato. Nessuno, men che meno un altro collega, rappresentante delle istituzioni, può permettersi di mancare di rispetto ad una collega, tanto più donna, tanto più nel giorno dedicato alle donne, una data importante come quella dell'8 marzo. E poi conclude Villanova sperando e chiedendo un chiarimento. Certo, Assessore, sì, diciamo che è una vicenda che sarebbe stato meglio non dover registrare, no, oggi questa. No, come ho detto, trattandosi di colleghi la cosa mi imbarazza ulteriormente. Villanova dice che chiede che l'intera faccenda sia chiarita. Concordo con lui in questo passaggio e, come ho detto, se fosse dimostrato sarebbe incompatibile la permanenza di Gio Formaggio dentro il gruppo, ma anche dentro Fratelli d'Italia. Mi sento di dire, senza voler interpretare il pensiero di Giorgia Meloni, che sul tema del rispetto delle donne è stata più volte vittima lei e non accetta che ci siano cadute di stile e di toni. Assessore, la ringraziamo moltissimo per essere stata a Focus TG, buon lavoro e a presto, grazie. A lei. Grazie molte. Allora andiamo in pubblicità e poi ci ricollegheremo, oggi ci prendiamo un po' di spazio in più perché ci ricollegheremo con Anguillara Veneta per collegarci con Valentina Visentin davanti alla Camera Ardente dell'agente di polizia che è morto per salvare un pensionato. Ci saranno alle 15:30 i funerali di Stato. A tra poco, grazie. Torneremo tra poco ad Anguillara Veneta per la Camera Ardente dell'agente di polizia che è morto per salvare un pensionato nel Gorzone ad Anguillara Veneta, appunto, e avremo in linea Valentina Visentin che ci darà le ultime notizie. Intanto andiamo avanti con la cronaca, minacce di morte al fratello da parte di un 45enne che gli ha distrutto i mobili di casa pur avendo il divieto di avvicinamento. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. Vediamo, è a Vicenza. Stava distruggendo i mobili di casa e minacciava di morte il fratello. Il tutto violando il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che era in atto nei suoi confronti proprio per le pregresse condotte violente e minacciose. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione a Vicenza e sono riusciti a bloccare l'aggressore. Dopo aver ricostruito la dinamica degli eventi, lo hanno arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 45enne è stato condannato a 4 mesi di reclusione convertiti in pena pecuniaria. Il giudice, inoltre, su richiesta del PM, ha aggravato la misura cautelare. Per questo motivo l'arrestato è stato portato in carcere. E alcune delle salme che sono
Palazzo dello Sport di Crotone, le salme dei migranti che sono naufragati davanti a Steccato di Cutro saranno trasferite nel cimitero di Padova. Vediamo. L'ultimo bilancio parla di 72 vittime, ma purtroppo la cifra potrebbe non essere definitiva. Nel giorno in cui il ministro degli interni, Piantedosi, riferisce alla Camera sui fatti della strage dei migranti sulle coste calabresi, la città di Padova si mette a disposizione per accogliere le salme di alcune delle 40 persone non ancora identificate dopo il naufragio di Cutro. Le associazioni islamiche calabresi, attraverso la prefettura di Crotone, hanno chiesto la disponibilità ad alcuni comuni che hanno aree dedicate alla sepoltura dei musulmani nei cimiteri. C'è una disponibilità da parte del nostro comune, avendo noi un'area riservata presso il cimitero maggiore, e abbiamo quindi comunicato la nostra disponibilità alla prefettura di Crotone, che ha in carico la gestione di queste salme, e ci diranno se c'è questa necessità. L'amministrazione padovana si è detta disponibile per una decina di sepolture nel cimitero maggiore. Sono momenti di tragedia in cui credo che ognuno debba fare la propria parte. Questa è veramente piccola rispetto anche a questa ennesima tragedia, e se c'è bisogno ci siamo. Il via libera per il trasferimento delle salme a Padova dovrà arrivare dalla prefettura di Crotone. Nel frattempo, secondo le informazioni fornite dal Viminale, i 3 scafisti che guidavano la nave, che si è spezzata in 2 davanti alle coste calabresi, sono stati arrestati. Dobbiamo collegarci adesso in diretta con Valentina Visentin per la camera ardente dell'agente di polizia che è morto nel Gorzone. A te la linea, Valentina. Buongiorno direttore, eccoci qua, siamo all'esterno del Palazzetto dello Sport, dove è stata allestita la camera ardente del poliziotto, dell'agente Domenico Zorzino. L'assistente capo del reparto prevenzione crimine della questura di Padova ha negato venerdì pomeriggio, nel disperato tentativo di salvare il suo vicino di casa Valerio Buoso. Lo vedete alle mie spalle, ci sono i colleghi della Polizia di Stato che stanno sono venuti qui, tantissimi colleghi che abbiamo visto, ma tantissima anche la gente che si è avvicendata in questi minuti all'interno della camera ardente. Noi siamo momentaneamente usciti perché ovviamente all'interno della camera ardente bisogna stare in silenzio per rispettare ovviamente il momento di raccoglimento delle persone. Il feretro è arrivato qui intorno a 12:20, scortato dalle moto della polizia stradale, partito alle 11:30 circa dall'ospedale di Schiavonia, dopo la benedizione ricevuta dal cappellano della Polizia di Stato Don Ulisse Zaggia. Grande commozione qui ad Anguillara Veneta quando è arrivato il feretro di Domenico Zorzino, accompagnato dalla moglie e dal figlio e anche dal papà, che ha aiutato, è stato molto toccante in questo momento, ha aiutato addirittura i poliziotti a far uscire la bara dal carro funebre per poi entrare all'interno della camera ardente. Il feretro di Domenico Zorzino avvolto nel tricolore, con il cappello da poliziotto riposto accanto, e tanti fiori bianchi, i fiori della sua famiglia, ma i fiori anche della Polizia di Stato, quella che per Domenico era a tutti gli effetti una seconda famiglia, e lo hanno ribadito proprio nei giorni scorsi la moglie e il figlio di Domenico. Grande dolore qui ovviamente ad Anguillara, un paese che oggi sta osservando il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta, tutti i negozi chiusi. Fra poco alle 15:30 i funerali di Stato, e quindi poco prima la bara di Domenico. Vedete, c'è molta commozione, tante le persone in lacrime che stanno uscendo in questi momenti, e poco prima delle 15:30 la bara di Domenico Zorzino uscirà da qui e percorrerà questi pochi metri che separano la palestra di Anguillara verso la chiesa del paese, dove riceverà l'ultimo onore, quello del picchetto d'armi fatto dai suoi colleghi, e poi entrerà in chiesa per i funerali di Stato a cui parteciperà il capo della polizia Lamberto Giannini. Questa è la massima autorità presente, che sarà presente oggi, insieme ovviamente al questore di Padova Antonio Sbordone, al prefetto
di Padova Raffaele Grassi e anche al sindaco di Padova Sergio Giordani, che ha voluto essere qui in questa giornata di grande dolore per due famiglie, quella di Valerio Buoso ma anche quella di Domenico Zorzino, e insomma un dolore in cui si è stretta un'intera comunità nel ricordo di quella tragedia che ha sconvolto tutti venerdì pomeriggio. Per ripercorrere la cronaca, lo ricordiamo, Valerio Buoso era alla guida della sua auto venerdì pomeriggio intorno alle 16. Proprio in quel momento lungo l'argine del Gorzone stava passeggiando con i suoi due cani Domenico Zorzino, che ha visto l'auto dell'anziano inabissarsi nelle acque del fiume e non ha esitato, ha fatto tutto secondo le regole. Prima ha allertato i soccorsi e poi si è gettato in acqua pensando di riuscire a portare a riva a Valerio Buoso, ma purtroppo le acque gelide e anche fangose del Gorzone li hanno traditi e sono morti purtroppo abbracciati nell'ultimo disperato tentativo di salvarsi. E durante l'omelia di oggi, questa mattina, durante i funerali di Valerio Buoso, è stato molto toccante il ringraziamento che Don Giampaolo ha fatto proprio alla famiglia Zorzino da parte della famiglia Buoso, che ha voluto ringraziare con tutto il cuore la famiglia Zorzino per questo sacrificio davvero del poliziotto. Da Anguillara Terme è tutto, da Anguillara Veneta è tutto, restituisco la linea allo studio. Valentina, ancora un attimo se puoi, perché quindi c'è stato questo abbraccio tra due famiglie, soprattutto i familiari di Buoso si sentivano in colpa per aver quasi in qualche modo provocato la morte dell'agente di polizia, no? Cosa che invece la famiglia di Zorzino ha negato, ha detto assolutamente no, non dovete sentirvi in colpa per quello che è successo, insomma, no? Assolutamente così, ce lo ha raccontato nei giorni scorsi Don Giampaolo, che ha assistito in questi giorni al dolore di queste due famiglie. Lungo l'argine sabato, nel momento in cui venivano ritrovati i due corpi, uno dei figli di Valerio Buoso ha cominciato a chiedere scusa al fratello e al papà di Domenico Zorzino, a tutta la famiglia Zorzino, ma la moglie ha detto Domenico era fatto così, era abituato ad aiutare, pronto a darsi al prossimo, e quindi quel giorno non ha esitato a mettersi a disposizione e quindi di fatto a cercare di salvare fino all'ultimo Valerio Buoso. La dimostrazione ne è proprio in quell'abbraccio, segno che veramente Domenico non ha mai abbandonato il corpo di Valerio, nemmeno quando sentiva che le forze venivano meno. Questo è proprio significativo, quindi fino all'ultimo ha cercato in tutti i modi di salvare la vita all'anziano e di salvarsi, e quindi anche oggi in chiesa durante l'omelia Don Giampaolo ha detto che la famiglia Buoso voleva ringraziare la famiglia di Domenico, e ricordando un aspetto del carattere di Valerio Buoso. Valerio era abituato ad aiutare, non ad essere aiutato, e quindi la famiglia ha detto siamo sicuri che avrebbe fatto altrettanto se avesse visto Domenico in difficoltà. Valerio non avrebbe esitato ad aiutarlo, quindi questo è stato veramente un passaggio molto toccante dell'omelia di questa mattina durante i funerali di Valerio Buoso. Ecco. Questo senso di unione tra le due famiglie. Oltre al capo della polizia dovrebbe esserci anche il presidente Zaia e ovviamente molte altre autorità civili, militari e religiose. Sì, è confermata anche la presenza del governatore Luca Zaia ai funerali. Non si sa, si era parlato di una possibile presenza anche del ministro Piantedosi, ma non è mai stata confermata, quindi oltre al governatore del Veneto Luca Zaia, la carica più alta dello Stato presente sarà il capo della polizia Lamberto Giannini, accompagnato ovviamente dal questore di Padova Antonio Sbordone. Valentina, grazie molte, un ottimo lavoro stai facendo, grazie. Ricordo che poi con Antenna 3 ci ricollegheremo con Valentina Visentina alle 15:30, ora in cui inizieranno le esequie e i funerali di Stato per Domenico Zorzino. Grazie Valentina, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Allora chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, ringrazio Italo Morao in regia con Alberto Pivetta e ci vediamo ovviamente domani sempre a mezzogiorno. Buona giornata.